Assessore Santoro, quali sono i principali obiettivi raggiunti in questa legislatura? Obiettivi di coniugare la programmazione e quindi non l'intervento spot, ma un'idea complessiva del tema dell'edilizia, della rigenerazione, degli insediamenti e del territorio con interventi concreti che innovino anche gli strumenti operativi. Abbiamo fatto la riforma delle politiche abitative, molte norme che riguardano la rigenerazione e il riuso, dando corpo e voce ad un concetto che è quello del riutilizzo degli edifici esistenti, che troppo spesso diventa uno slogan. È diventato invece azioni concrete che hanno portato nell'ultimo trimestre anche a dati positivi per quanto riguarda la cassa edile. Interventi importanti, ad esempio, che hanno portato solo nel 2016, questo è l'ultimo dato che abbiamo per quanto riguarda le case ATER, ad aumentare il 10% l'assegnazione degli alloggi. Questo vuol dire non solo 10% in più di famiglie l'anno che sono state soddisfatte nel loro bisogno di casa, ma vuol dire che sono stati messi a disposizione il 10% in più di alloggi, recuperati da quello stock di inutilizzato che molto spesso veniva pubblicizzato. E tutto questo con dei supporti anche per quanto riguarda i lavori pubblici attraverso le direttive vincolanti che hanno messo al centro le imprese del territorio. Quindi un'idea di recupero del territorio esistente che parte dall'edilizia, passa attraverso la programmazione con ad esempio la limitazione delle zone industriali e il divieto di nuove zone industriali e nuove zone commerciali, il nuovo piano paesaggistico, ma anche operativamente attraverso progetti integrati di territorio e paesaggio, interventi di demolizione di edifici industriali dismessi in centro storico. Insomma, dal generale al particolare, dando strumenti operativi di risposta ai cittadini, alle imprese e al territorio.